Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento che ha un titolo particolarmente importante e significativo: Famiglia sotto la lente, promosso con la collaborazione delle parrocchie del Vicariato di Cavallino Treporti e le due amministrazioni. Un benvenuto a voi e un benvenuto ai nostri relatori e ospiti, iniziando da Sua Eccellenza il Patriarca, che lo ringraziamo per la sua presenza, il professor Marini con la dottoressa Segato, il professor Pozzobon e il professor Trivellato, che è in arrivo. Cominciamo subito senza tanti preamboli, tanto con un gesto di buona educazione, quindi dando la parola al vice sindaco di Jesolo per il benvenuto della città e poi all'assessore del Cavallino Treporti per l'altro comune. Buongiorno a tutti, porto volentieri il saluto del signor sindaco, dell'amministrazione comunale, quindi giunta e consiglio comunale, a voi tutti, ai signori relatori, al patriarca e a quanti sono intervenuti in questo appuntamento che noi davvero consideriamo un appuntamento importante per le nostre comunità. Importante per una ragione primaria, che è quella del bisogno che hanno le pubbliche amministrazioni di conoscere e quindi di avere quella lente che è citata anche nell'invito che ci è stato recapitato, di conoscere la realtà in cui opera, in cui vive, in cui è chiamata ad essere a servizio della comunità e in particolare delle famiglie. Delle famiglie perché le nostre amministrazioni ritengono ancora siano il nucleo attorno a cui crescono, nascono, maturano tante ricchezze, ma attorno alla quali e nelle quali maturano e vivono anche quelle difficoltà, quei bisogni che poi vengono messi in relazione, che vengono comunicati, che vengono condivisi con le pubbliche amministrazioni e quindi con noi. Ecco, i bisogni, diciamo, sono tanti. Le amministrazioni hanno l'obbligo, hanno il dovere di essere pronte a rispondere a questi bisogni. Lo fanno con le risorse finanziarie, ma sappiamo benissimo che queste risorse finanziarie, che sono consegnate dalla comunità dei residenti alle amministrazioni, devono trovare la giusta destinazione, e perché questo possa avvenire abbiamo bisogno che davvero ci sia la conoscenza di questi bisogni, di queste necessità, perché niente vada dilapidato, niente vada in direzione che non è quella giusta, quella richiesta, quella doverosa. Ed è per questo che l'indagine promossa dal Vicariato e accolta dalle nostre amministrazioni è stata davvero, e lo è, un'occasione importante per rivedere, se necessario, per aggiustare, per capire, per usare questa lente per davvero essere utili in questo accompagnamento alle nostre famiglie. Ed è per questo che anche i risultati e le dotte iniziative che verranno, credo, anzi quasi è in animo di adottare da qui in avanti, perché questo lo riteniamo un passaggio, un traguardo importantissimo, ma che ci dovrà dare anche la forza, il coraggio e la coscienza e la scienza per poter davvero continuare queste relazioni con le famiglie e quindi con le comunità che abbiamo il dovere di amministrare, passatemi questo termine non nobile, nelle nostre realtà quotidiane. E per questo ringrazio davvero i professori che oggi ci accompagneranno proprio alla scoperta, a riconoscere queste esigenze, e ringrazio il Patriarca e con lui naturalmente le parrocchie con le quali da sempre le nostre amministrazioni
hanno instaurato una buona collaborazione, e dico buona proprio perché è sul bene, sulle cose buone che noi continuiamo e dobbiamo continuare a ragionare. Quindi grazie davvero e buon lavoro a tutti noi. L'assessore alle politiche sociali Giorgia Tagliapietra di Cavallino Trepolti. Buongiorno a tutti, è bello vedere che anche se è sabato mattina c'è gente che è interessata a queste iniziative. Io porto i saluti dell'amministrazione comunale tutta e ovviamente i saluti di Roberta Nesto, la nostra sindaca, che purtroppo è in concomitanza. Abbiamo un altro evento anche sempre di carattere sociale che parla di alcol e violenza con l'H a Savio e ci siamo dovute dividere i compiti, però non è escluso che poi non riesca a fare un salto. Quello che ci tengo a dire è bello, un percorso, quello che c'è stato fino adesso, sicuramente sarà bello il percorso che c'è dopo, però quello che c'è stato fino adesso ha messo in luce anche che tra comuni vicini, con l'aiuto ovviamente, perché la proposta è venuta e ci hanno accompagnato di quella che è anche la parte del vicariato, quindi la parte forse meno, ovviamente, meno amministrativa, meno politica, eccetera, si riesce ad avere tra enti. Io ci tengo assolutamente a ringraziare e a dire anche un po' come è nata questa iniziativa. Vorrei il primo ringraziamento, non me ne vogliano tutti i presenti perché ovviamente abbiamo delle autorità, va a Sandra Martin che ci ha portato questa proposta a nome del vicariato e che è stata un po' il collante di tutto il progetto. Quindi secondo me, come in questa occasione e in tante altre, se le amministrazioni riescono a fare anche iniziative, come usava anche il termine prima l'assessore Rugolotto, mirate, più centrate, dove appunto non andiamo a sbagliare o a dover correggere il tiro, è perché è la comunità o comunque altre persone vicine a noi che ci danno l'input, ci danno l'indicazione. La proposta che è venuta dal vicariato appunto attraverso lei, secondo me è stata una proposta nobile. Le famiglie sono in continua evoluzione. Inizio degli anni 2000 si parlava di famiglie allargate, in realtà adesso l'Istat dice che abbiamo in Italia 6 milioni di single, quindi cioè, le realtà cambiano. Quello che è importante è che tutti quelli che operano nel sociale, che sono a contatto diretto con queste realtà, abbiano la possibilità in qualche maniera di centrare quelli che sono gli obiettivi, quindi trovare il giusto equilibrio per dare il giusto supporto, quel supporto alla normalità che chiediamo, quel rinfrancare la propria dignità dove ci sono difficoltà, perché purtroppo ci sono realtà che stanno bene nei nostri paesi, l'abbiamo visto, abbiamo anche tante cose in comune con Jesolo, perché a volte siamo vicini, per certe cose ci vediamo simili, per altri no. I problemi sociali probabilmente sono, temo sia così, comuni un po' dappertutto. E quindi noi vogliamo veramente che poi questa indagine, questi dati possano arrivare, e li metteremo appunto, l'idea era quella di renderli più pubblici possibili a quelle che sono le associazioni sportive, culturali, alle scuole, eccetera. Perché? Perché bisogna assolutamente fare rete e trovare sulla base di quello che è la necessità, il bisogno del momento, trovare il giusto intervento da fare. Come amministrazione pubblica mi sento che, siccome i soldi che noi mettiamo a disposizione per i progetti, per i contributi, eccetera, sono soldi di tutta la comunità, è la responsabilità che deve avere l'amministrazione pubblica di centrare gli obiettivi. Non sono anni d'oro, non possiamo più permetterci di sbagliare un intervento, un contributo, un finanziamento, e quindi questo ci darà, secondo me, la retta via per centrare questi obiettivi.
Ovviamente sono a disposizione della Chiesa, permettetemi, ma da mamma, perché insomma uno è assessore, lavora, eccetera, però è anche genitore. Da mamma credo che la Chiesa sia quella che ha più bisogno di sapere realmente com'è la realtà e è quella a cui noi affidiamo i nostri figli. È quella è quel posto dove sappiamo che c'è una sana crescita di quelli che sono gli adulti di domani, e quindi ringrazio perché il ritorno sarà assolutamente da loro, ma da loro è partito questo progetto. Ovviamente i ringraziamenti vanno a tutti i presenti, ai relatori, e in particolare mi sento di dire agli uffici, al dottor Giuliano Basso, al dottor Cristiano Nardin, che sono state le interfacce, all'assessore con il quale mi sono confrontata, che è l'assessore Rugolotto, ovviamente a Don Alessandro, ma con lui a tutti quelli che dietro le quinte hanno lavorato, e direi che è un buon punto di partenza. Se avete bisogno di dati da questa indagine per le vostre iniziative, noi ci siamo. Grazie all'assessore. Ed ora diamo la parola a Don Alessandro Panzanato, che è vicario delle parrocchie di Cavallino Treporti, che ci introduce ai lavori spiegando un po' il percorso attraverso il quale siamo arrivati all'appuntamento di oggi. Prima di introdurre i lavori di questo convegno desidero anch'io dare il mio saluto a tutti quanti voi. Ringrazio per la sua presenza innanzitutto il nostro patriarca Francesco, così come ringrazio anche per le gentili parole rivolteci dall'assessore e vice sindaco di Jesolo e dall'assessore di Cavallino Treporti. A loro va anche il mio ringraziamento particolare anche da parte di tutti i parroci del nostro territorio per avere non solo finanziato ma anche creduto a questa nostra opera. Faccio un po' la storia. Penso siano ormai passati circa 5 anni da quando il nostro vicariato, che comprende Jesolo e Cavallino Treporti, si è proposto di incontrare le amministrazioni dei nostri comuni per farsi conoscere e per conoscere in modo più concreto coloro che operano nel nostro stesso territorio. Da questi incontri sono emersi vari temi di interesse comune, ma quello che è risultato più urgente è stato quello della famiglia. Un dato di fatto si è ineludibilmente affermato: con la famiglia si rapportano le parrocchie, gli istituti comprensivi scolastici, l'amministrazione comunale con i suoi servizi, il mondo dello sport, il mondo vastissimo e vario del volontariato sociale, come anche il mondo del lavoro e il mondo del turismo. Madre Teresa di Calcutta diceva: l'amore comincia a casa, prima viene la famiglia, poi il tuo paese e la tua città, anche perché, dico io, la tua famiglia vive la città, vive il paese. Tutti ci siamo però chiesti: ma conosciamo veramente questo nostro interlocutore, ossia la famiglia? Abbiamo dovuto constatare però che nel tempo è cambiato il modello di famiglia. Fino a 40-50 anni fa il modello di famiglia patriarcale era dominante in questo nostro territorio. Adesso vi è un modello, diciamo, più allargato, forse anche più variopinto. Entrambi i genitori solitamente lavorano, mentre una volta la mamma accudiva la casa e i figli e se lavorava lo faceva in casa. I nonni diventano necessari per aiutare i genitori e anche per salvare l'economia delle giovani coppie. La famiglia si allarga spesso attraverso seconde convivenze. La presenza delle famiglie oriunde da altri stati, di altre culture, di altre religioni si fanno sempre più frequenti. Abbiamo appurato che correvamo il rischio di parlare all'uomo, fanciullo, adolescente, mamma, papà di adesso con un linguaggio non sempre comprensibile, in qualche modo non adatto, rischiando di faticare invano, peggio, di non essere compresi.
La necessità inoltre di fare rete, collaborare tra parrocchia e parrocchia e tra parrocchia e istituzioni è diventata sempre più necessaria, perché sempre di più l'uomo del nostro tempo si muove ed esce da quelli che noi chiamiamo o stabiliamo come confini. Ecclesiasticamente già le parrocchie sono invitate sempre più a svolgere la loro propria funzione attraverso le linee pastorali della diocesi, che ha creato le collaborazioni pastorali. Perché allora non trovare un'occasione importante di interesse comune dove investire risorse utili per il bene dell'uomo del nostro tempo? Ecco dunque il motivo di questo investimento di tempo, denaro e risorse: la famiglia. La famiglia che, come dice Papa Francesco, oggi è spesso disprezzata, maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi, quanto è indispensabile questo per la vita del mondo e per il futuro dell'umanità. Famiglia che da parte nostra deve essere tutelata e, perché no, anche attraverso questo lavoro riscoperta e vissuta. Permettetemi di concludere con un pensiero di San Giovanni Paolo II, il nostro ancora compianto pontefice. Lui diceva questo: la pace può essere soltanto il frutto di un cambiamento spirituale che inizia nel cuore di ogni essere umano e che si diffonde attraverso le comunità. La prima di queste comunità è la famiglia. Ecco, questo pensiero mi sembra un motivo da parte nostra validissimo per questo lavoro che è stato fatto e auspico per quello che si farà. Per cui buon lavoro a tutti, vi ringrazio di avermi ascoltato.